C'è la versione natalizia in tema con la stagione, con fiocchi e pupazzi di neve, la versione con la stampa dei numeri colorati o con le tartarughe dalla faccia buffa. Il camice bianco del medico che tanto incute timore perde la sua aria di paura e diventa buffo. Questo è il progetto presentato a Padova dall'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, che ha ricevuto in dono 100 nuovi camici, bianchi da un lato e stampati con immagini laboratoriali dall'altro, dalla Federazione Veneta BCC per i 25 anni della fondazione. Obiettivo: alleviare la sindrome da camice bianco, migliorando l'immagine dei medici e l'empatia con i giovani pazienti. I nuovi camici prendono spunto da quelli già in uso negli ambienti del volontariato. I medici possono scegliere tra diversi tipi di stampe. Questo è un modo per poter accompagnare il loro entusiasmo, la loro forza e i loro sorrisi che tutti i giorni dimostrano anche con il camice bianco, che non sarà più bianco ma sarà appunto colorato, stampato e soprattutto si può personalizzare in funzione anche della propria personalità o del paziente che si vuole avvicinare o della situazione alla quale si vuole operare. I nuovi camici sono stati sperimentati da alcuni medici che lavorano in oncoematologia pediatrica, con effetti positivi sui piccoli pazienti che hanno affrontato con meno paura la visita dei dottori. Questo camice dà proprio il là per cominciare a parlare, per cominciare a spezzare l'aria molto tesa che c'è in quel momento. Ci sono delle stampe molto divertenti, divisi per fasce d'età, quindi si possono avere dei camici dedicati dal mondo neonatale agli adolescenti, e quello è il momento in cui il bambino comincia a vedere con occhi diversi il dottore che, come sappiamo, con il suo camice bianco esprime da sempre un po' un problema.